Queste sono delle immagini recenti prese dal pallone dello studio Spy di Gonosfonatico, mi pare, no? Pilas. Ecco altre immagini suggestive del mastio. Questa è una ripresa da Google Earth, in cui si vedono molto ben segnate le viabilità interne. Questo chiunque lo può prendere in visione, ovviamente. Questa invece è un'immagine del castello nell'Ottocento, da un disegno della Marmora. Sono visibili molto bene, abbiamo il mastio, queste sono una delle torri, e questa piccolina qui è la chiesetta fuori dalle mura, che ormai, come abbiamo detto prima, è seppellita da macerie e può darsi che qualcuno prima o poi riuscirà a scavarla. Queste sono ancora delle immagini del castello dei primi anni del Novecento. Queste sono state, me le state consegnate dal geometra Alessio Tallu di Sardara, che le ha avute da sardaresi. Questa in basso a destra è un'immagine diciamo, prima dell'intervento della forestale degli anni 70. La forestale fece un po' di danni, in effetti, realizzò dei terrazzamenti per piantumarvi poi probabilmente i pini, ma fortunatamente non è mai stato fatto. Però la terra che tolse diciamo, per realizzare i terrazzamenti poi la addossò ai muri perimetrali e sono stati spesi parecchi soldi per toglierla. Queste sono ancora, scusate, sto facendo fare una visione molto complessiva, può darsi che è abbastanza suggestiva, penso, per chi non le conosce. Questi sono il castello prima degli interventi di restauro, sono tratte dal libro di Fois o Fois, Castelli della Sardegna medievale. Come vedete dalle immagini, il castello era veramente mal ridotto, cioè c'erano veramente dei rudi, anche il mastio. Poi si incominciò incominciarono i restauri, il primo intervento nel 1987, diretto da Giorgio Cavallo, e l'impresa Follesa. Poi fu sempre diretti da Cavallo, ci fu un'impresa Migliavacca e Passino. In questo intervento si uscì fuori dal mastio per restaurare parte delle murature del lato Sardara. Poi ci fu l'intervento del Contessar, sempre diretto da Giorgio Cavallo e Piero Farci, e poi successivamente ci fu l'impresa nel 1999, si sono seguiti un insieme di cantieri che ho diretto personalmente con l'impresa Migliavacca, una in economia, Tito Asuni, e poi niente. Poi la direzione scientifica inizialmente è stata diretta dalla Sovrintendenza Archeologica di Cagliari, coadiuvata dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici per i Restauri. Dal 1992 sono stati realizzati sotto la direzione scientifica della professoressa Pani Ermini, dell'università, prima era dell'Università di Cagliari, poi dell'Università di Roma, con l'assistenza del dottor Pier Giorgio Spano e della dottoressa Francesca Carrada. Nel 2008 la direzione scientifica è stata della professoressa Francesca Romana Stassolla, coadiuvata dalla dottoressa Uccheddu e dal dottor Santini. E questo è il mastio dopo gli interventi di restauro, cioè sono stati tirati su i muri che erano dirutti, e questa è la torre est, prima e dopo il restauro. Poi nel 99, è cominciato il primo intervento, questo chiamato con la lettera A, che è partito dall'ingresso al lato San Gavino ed è arrivato a questa che si supponeva fosse una torre. Poi si è rilevato in effetti una deviazione della muratura più che altro. Infine nel 2008 c'è stato l'intervento fino al mastio che ha rimesso a nudo praticamente, ecco, questo qui praticamente è il primo intervento in planimetria. Praticamente i lavori come abbiamo detto, sono iniziati nel 99 e sono conclusi nel 2000, quelli del primo intervento, e hanno messo a nudo la muratura perimetrale, una muratura povera, è stata realizzata a sacco, ossia con due elementi lapidei robusti, diciamo, più o meno robusti, pietra locale, cistosa, e nell'interno della muratura invece c'è fango. Il mastio, ovviamente, ecco, queste sono delle immagini di un crollo che è avvenuto come si è stata tolta la terra. La muratura ad opus incertum invece è quella del mastio, cioè una cosa più robusta,
È interessante l'intonaco è abbastanza conservato piuttosto bene. Ecco, per esempio, vedete come gli elementi dell'intonaco. Questo è il restauro della torre lato San Gavino, e poi questo è il muro rimesso a nudo, dopo l'eliminazione della terra che è stata appunto sistemata dalla forestale. Prima dell'intervento non si vedeva nulla. Praticamente sopra la muratura c'erano dei muretti a secco, molto probabilmente messi dai pastori per realizzarvi degli ovili. Queste le abbiamo già viste. E questo è il mastio. Il mastio, nel dettaglio, praticamente ha un cortile interno e poi gli ambienti sono realizzati sui lati. Scusate. Queste praticamente sono delle cisterne sotterranee del mastio. Praticamente erano pieni di detriti e sono stati scavati. Qui c'è un operaio, mi pare che l'ho visto anche qui presente. No? Ecco, infine, in uno degli ambienti è stata rimesso a nudo l'antica pavimentazione che è in tracchite di serrenti. Eccola qua, molto bella. Queste sono delle scavi e restauri all'interno del mastio nell'intervento del 2008-2009. Ecco, poi sono state trovate anche delle fondazioni presumibilmente arborensi all'interno del mastio. Cioè praticamente pare che una parte della muratura del mastio sia stata poi modificata dagli aragonesi, così mi si dice. Ed è stato trovato anche una costruzione nuragica. È stata la prima, non si supponeva che dovesse esserci, infatti c'era. Ecco, queste sono delle immagini delle mura restaurate nell'intervento del 2008. Come vedete si estendono, adesso fanno una bella visione, tant'è vero che si vedono dal satellite. All'interno di una, diciamo, come possiamo definire, non è una cisterna, ma uno di questi, chiamiamola cisterna all'interno del mastio, è stato rinvenuto il disegno di una caravella. Non so, forse era una prigione. Lasciamolo dire agli archeologi. Infine, l'intervento in corso, il progetto è stato approvato nel 2010 e prevede per la prima volta un intervento massiccio nel borgo. Ci saranno dei piccoli interventi all'interno del mastio per completare le cose rimaste sospeso, però la maggior parte sarà fatta, l'intervento sarà sul borgo e la cosa, diciamo, vabbè, queste sono le immagini che abbiamo già visto, ecco qua, questo le avete già viste prima, ma comunque una volta disboscato la zona intorno alla porta San Gavino e quindi la cisterna che si trova nella parte più bassa, è emerso proprio da queste immagini, sono emerse le murature delle antiche costruzioni, i pozzi, cisterne, un sistema di viabilità diciamo del borgo. Sono immagini molto interessanti perché fanno veramente finalmente vedere, danno un'immagine abbastanza definita ormai di come doveva essere il borgo. Ed è l'unico borgo medievale in Sardegna che è stato di queste dimensioni perlomeno. E qui purtroppo la vegetazione era cresciuta tantissimo e quindi nascondeva tutto. Adesso una volta disboscato, abbiamo disboscato un paio di ettari, 1,5 ettari, 2.